Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo sabato per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica, tantissimi fatti di cui dobbiamo darvi conto anche nella giornata di oggi. Partiamo da queste immagini che ci arrivano in presa diretta dal Piave. Siamo praticamente nella zona di Nervesa della Battaglia, all'altezza della diga. C'è una ricerca in corso, si cerca una persona, a quanto pare una donna. Sul posto chiaramente i vigili del fuoco, i soccorritori, come vedete anche l'elicottero drago dei vigili del fuoco che sta scandagliando questa parte di Piave. Tra l'altro sono giornate davvero concitatissime sul fronte dei soccorsi, ci sono diverse persone scomparse e deve ancora essere risolto il giallo, il mistero del cadavere trovato pochi giorni fa sul Musestre, ma fra poco ci torneremo. E poi c'è da registrare una serata, quella di ieri, tragica, davvero tragica, sulle strade del Veneto, dalla Marca Trevigiana a San Fiora, dove ci collegheremo fra qualche istante, fra qualche secondo, con Filippo Fois. A Jesolo, a 4 a Verona, 3 giovani vite spezzate. A San Fiora un giovane papà di 31 anni, Luca Pagotto, e poi a Jesolo un altro centauro che ha perso la vita, un 23enne, Daniel Miai. Ci collegheremo con Ilaria Marchiori e Francesca Pezzo proprio da via Vespucci, si stanno dirigendo a Jesolo Ilaria e Francesca, e poi appunto il mortale che si è registrato ieri sera, il terzo, quindi in pochissime ore lungo l'autostrada A4. Erano circa le 22 quando un'auto con a bordo 2 giovani stava viaggiando in direzione di Milano. Il mezzo tra i caselli di Verona Est e Verona Sud sarebbe andato a sbattere contro un mezzo pesante che in quel momento si trovava fermo in una piazzola di emergenza per cause al vaglio della Polizia Stradale di Verona Sud. Scattato l'allarme sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Caldiero e il personale del 118 con automedica e ambulanza. Il conducente dell'auto, un 25enne, è stato trasportato in ospedale a Borgo Trento in codice giallo dopo aver ricevuto le prime cure, mentre non c'è stato niente da fare per la ragazza seduta al posto del passeggero. Si tratta di Elisa, 90, dovremo avere anche le immagini di questa giovane, una 22enne originaria di Rezzato in provincia di Brescia ma residente a Pisa, deceduta sul posto. Dalla polizia stradale riferiscono che il 25enne sarà indagato. Fra poco appunto vi mostreremo anche le immagini di questo incidente, ma vedo che è collegato il nostro Filippo Fois appunto da San Fiora per la tragedia che ha colpito l'intera comunità, una famiglia in particolare, questo 31enne che era in sella alla sua motocicletta. Filippo, buongiorno. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Prendiamo la linea da via Nazionale a San Fiore ed è questo che vi sta facendo vedere Nicoletta Rizzetti, il luogo in cui è cominciato l'incidente nel quale ha perso la vita Luca Pagotto. Erano circa le 19:20, Pagotto era in sella alla sua moto, l'impatto poi è avvenuto con un'auto che si trovava qui in coda. Qui vedete il luogo esatto in cui questo giovane di 31 anni ha perso la vita. Come vedete ci sono i segni evidenti dell'impatto che c'è stato anche con questo palo, il prato di questa aiuola che è bruciato dal fuoco che ha preso il mezzo, e poi soprattutto qui le prime testimonianze di cordoglio da parte di amici e parenti. Noi abbiamo avuto modo poco fa di avvicinare alcuni parenti di Luca che ci hanno raccontato e ci hanno dato hanno dipinto un ritratto straordinario di un giovane di 31 anni che ricordano sempre sorridente, sempre disponibile con gli altri, padre di famiglia, lascia 2 bambini di 8 e 2 anni, la moglie, stava tornando dal lavoro, era un grandissimo lavoratore, un uomo che
tra l'altro offriva la sua opera anche a titolo gratuito. Per esempio questa mattina c'è un'inaugurazione di una palestra comunale. Ebbene, Luca Pagotto aveva proceduto a dipingere le pareti di questa palestra gratuitamente. Questo per dire quanto questo ragazzo restituisse anche alla società nella quale viveva il suo lavoro, il suo impegno che lo portava a lavorare. Ci ha raccontato una zia anche di sabato e di domenica. È un momento di grandissimo dolore, devo dire. Noi abbiamo appena parlato con alcuni zii di Luca che ci hanno raccontato i momenti drammatici di quando è arrivata la notizia a casa e la telefonata con la quale gli è stata data la notizia: Luca non c'è più, Luca è morto. E dice l'ultima persona che ci saremmo aspettati potesse perdere la vita era un ragazzo così pieno di vita come lui. Naturalmente ci sono indagini in corso sulla dinamica di questo incidente, se ne sono dette tante, però io direi che in questo momento quello che conta è purtroppo il dolore di una giovane vita spezzata e di una strada che ci hanno detto ogni 100 metri ha il ricordo purtroppo di un giovane che ha perso la vita in un incidente stradale. Qui probabilmente, da quello che abbiamo capito, si è trattata di una fatalità in questo tamponamento, perché sembra che ci fosse una coda e l'automobile si fosse lievemente spostata per vedere quanto fosse lunga la coda e per quale motivo. In quel momento è arrivata la motocicletta. Io direi, Cristian, che per ora da San Fiore è tutto e ti restituisco la linea, poi naturalmente tutti gli aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale. Filippo, grazie davvero per questi aggiornamenti a te e Nicoletta Rizzetto. Quindi dicevamo una serata tragica, vi parlavo prima dell'incidente mortale che si è registrato in A4, la vittima è Elisa Noventa, di 22 anni, originaria di Rezzato in provincia di Brescia, ma residente a Pisa, deceduta sul posto. Dalla polizia stradale riferiscono che il 25enne che era alla guida dell'auto sarà indagato. Vedete le immagini di Elisa Noventa e del suo papà, che nelle scorse ore sui social ha dedicato un pensiero alla figlia. Ciao amore, ti amo. Chiaramente parole di dolore, di cordoglio che sono espresse in queste ore, in questi minuti, da amici e da tutti quelli che conoscevano Elisa. C'è un'inchiesta appunto aperta. Questo 25enne che era alla guida dell'auto che è andata a sbattere contro il tir che si trovava sulla piazzola di emergenza tra Verona Est e Verona Sud è indagato ovviamente per omicidio stradale. Bisogna capire la dinamica letale che ha portato allo schianto tra l'auto appunto dove viaggiava Elisa e questo tir che sembra appunto fosse fermo sulla piazzola di emergenza. Vi dicevo anche dell'altra tragedia che si è registrata praticamente ieri sera, sempre alla stessa ora. Vi mostro anche le immagini del portale Veneto Orientale Informazione. Questa è un'immagine appunto che arriva da Jesolo. Ieri sera alle 21:30 in Viale Padania, all'incrocio con Via Vespucci, un'auto e una motocicletta che si sono scontrate violentemente. Per causa ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale di Jesolo, una Mercedes GLC con targa italiana ha urtato la moto Mondial 450 facendo sbalzare sull'asfalto il giovane centauro di 23 anni Morea Miai Daniel, nativo della Romania e residente a Noventa di Piave, dove peraltro era molto noto, ma ci collegheremo fra poco con la nostra Ilaria Marchiori. Un venerdì tragico, iniziato già nel pomeriggio con un fatto che ha sconvolto la città di Treviso, con un giovane, un 22enne senza tetto pakistano che è annegato nel Sile, questo davanti agli occhi di amici e tanti passanti. Una tragedia ancora tutta da chiarire.
È stato l'elicottero del SUEM che intorno alle 16:30 l'ha individuato dall'alto, dopo aver sorvolato più volte il Sile lungo Riviera Regina Margherita fino a Ponte della Gobba. Il corpo di Saman Rama Muammar, 22 anni, pakistano, era a poco più di 50 metri da Ponte San Martino, da dove si era lanciato poco più di un'ora prima, in pieno centro a Treviso. Ho visto sul ponte, penso un pakistano comunque, che stava piangendo e si è tuffato tutto nel tempo di 5 secondi. Poi è sceso giù nella cascata qua, ha iniziato a girare là 2-3 volte, poi è andato sotto e non l'abbiamo più visto. Un gesto estremo, stando anche alla testimonianza di un connazionale che condivideva con lui la precarietà di una vita tra i giorni alla Caritas e per le vie della città e le notti in un giaciglio dal parcheggio Dal Negro. Ha preso il suo zainetto con il telefonino dentro e l'ha posato a terra. Poi ha scavalcato il ponte. Noi gli dicevamo vieni fuori, ma lui si è piegato saltando di testa nell'acqua. Ci siamo messi a piangere mentre l'abbiamo visto sparire tra i vortici e dopo la cascata riemergere per un attimo. Poi più nulla. Un dramma che si è consumato in pochi secondi con un altro testimone che lancia un'accusa pesante ai presenti. Lui ha saltato da quel punto mentre tutti filmavano e nessuno lo aiutava e adesso lui è morto. Inizialmente più di qualcuno dei presenti parlava di una caduta accidentale legata al tentativo di recuperare una palla e in effetti dei palloni sono depositati dopo la cascata. Lui è andato per prendere un pallone, non lo so, dove è stanco della vita. È andato a prendere un pallone oppure perché... È andato a prendere un pallone e è andato giù e basta. Una circostanza che i connazionali che erano con lui hanno successivamente smentito, sottolineando come da diversi giorni fosse profondamente depresso. Veniva dal Pakistan e diceva che aveva problemi con documenti, ma anche debiti in patria. La salma è stata riportata a terra al Ponte Dante per un dramma che riaccende i riflettori sugli ultimi, venuti in Italia in cerca di un futuro diventato un quotidiano di disperazione, precarietà, ma anche di indifferenza. Situazioni che l'intera comunità ora non potrà però più ignorare. Un dramma quindi che va chiarito, dicevamo al momento sappiamo che questo giovane Mohammed Shayan Ra, pakistano, dormiva nella zona del Park Dal Negro, così riferisce anche Treviso Today. Per noi si sta occupando di questa vicenda Elena Dal Forno, era in Italia da 6 mesi e soltanto martedì scorso aveva partecipato alla festa dei volontari della comunità di Sant'Egidio. Sempre la nostra Dal Forno sta raggiungendo anche la comunità di Sant'Egidio, quindi vi daremo tutti gli aggiornamenti nel corso di questa prima edizione nei nostri telegiornali serali. C'è un altro fatto angosciante, ci porta a Padova per appunto le sorti di Riccardo Pozzobon, un ricercatore, un geologo che si trovava in Alaska per una spedizione scientifica. Valentina Visentina è pronta con Cristian Roque Alende dall'esterno dell'Università di Padova. Valentina. Sì, buongiorno dal Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova e purtroppo sono finite le speranze di ritrovare in vita Riccardo Pozzobon, il 40enne ricercatore e anche docente dell'Università, geologo molto stimato qui a Padova, è molto conosciuto. Da martedì che erano iniziate le ricerche e si sono concluse. Riccardo Pozzobon insieme a 2 colleghi era impegnato in Alaska in una missione di ricerca per studiare il ghiacciaio Mende Hall. Sembra sia stato inghiottito dalle acque di fusione del ghiacciaio e trascinato in quello che gli esperti chiamano inghiottitoio, un vortice da cui non è più riemerso. Le ricerche incessanti per 48 ore si sono interrotte nella notte, così mettendo fine alle speranze di poterlo ritrovare. Riccardo Pozzobon, 40enne, padovano, molto stimato all'università dove è stato ricercatore ma anche professore, insegnava Digital Geological Mapping, era impegnato con 2 colleghi in Alaska dal 26 di agosto per una missione finanziata dal National Geographic Grant Program. Doveva studiare lo stato dei ghiacciai, ma era anche un esperto istruttore per conto dell'Agenzia Spaziale Europea, perché trasmetteva le sue conoscenze geologiche agli astronauti, aveva preparato tra gli altri anche
l'astronauta Luca Parmitano, che ha già espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia. Sembra che Pozzobon stesse cercando di riempire una borraccia, ma è una ricostruzione che non è stata confermata dalle persone che erano con lui. Questo poco cambia, perché quel che è certo è che è stata una tragedia, è stato improvvisamente travolto dall'acqua del ghiacciaio e quindi trasportato via. Tanto il cordoglio qui all'Università di Padova, soprattutto da parte dei colleghi che conoscevano e stimavano il lavoro del geologo Pozzobon e che hanno ricordato non solo la sua brillante carriera di ricercatore, ma anche le sue competenze, il suo entusiasmo e la felicità contagiosa. Cordoglio anche da parte della rettrice Daniela Mapelli, che in una nota si dice affranta per la perdita. La morte ha colto Riccardo mentre lavorava per il suo ateneo, mentre si cimentava in una delle sue grandi passioni, l'università. Si stringe attorno alla compagna, al giovane figlio, ai genitori, alla sorella e a tutte le amiche e ai colleghi di Pozzobon. Una tragedia dunque che ha colpito duramente e scosso nel profondo l'Università di Padova, che si appresta a ripartire con le lezioni ad ottobre. Da Padova è tutto, la linea può tornare allo studio. Valentina, grazie Valentina Vicentin con Cristian Roque Alende da Padova. Io vi mostro ancora delle immagini relative alla ricerca di una persona scomparsa, una donna in corso a Nervesa della Battaglia. Come vedete l'elicottero dei vigili del fuoco, la pattuglia dei carabinieri, siamo all'altezza della diga sul Piave, l'ennesima persona scomparsa in una settimana difficilissima. Chiaramente stiamo seguendo anche questo caso ed è diventato un rompicapo il caso di un'altra persona scomparsa, del ritrovamento di un cadavere l'altro ieri a Roncade, alle porte di Roncade, nella torrente Musestre. A quasi 48 ore da questo macabro ritrovamento il cadavere resta senza un nome e ci sono ancora tanti dubbi da chiarire anche sulla dinamica che ha portato alla morte di quest'uomo. Non ha ancora un nome il cadavere ritrovato nel Musestra all'altezza del cavalcavia della Trevisomare a Roncade, né è chiara la dinamica letale che ha portato alla tragedia, con i carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica che non stanno lasciando nulla di intentato. La priorità ora è risalire all'identità dell'uomo di età verosimile compresa tra i 60 e i 70 anni. Le sue impronte digitali sono state confrontate con quelle presenti nelle banche dati, ma non ci sarebbero riscontri. Alle questure e ai comandi del Nord-Est sono state inviate anche le foto degli indumenti e degli effetti personali ritrovati all'altezza del parco dell'Hotel All'Orso a Biancade, su una siepe sempre a ridosso del Musestre. Nebbia fitta, non ci sarebbero nemmeno denunce di scomparsa utili. Quanto agli ultimi istanti di vita dell'uomo si stanno compiendo vari accertamenti. I carabinieri hanno acquisito le immagini della videosorveglianza presenti a Biancade e in tutta la zona, mentre si attendono nuovi rilievi sulla salma, probabilmente esterni. Si deve capire se ci sono delle fratture compatibili con una caduta o un incidente. L'alternativa potrebbe essere quella del gesto estremo. Il corpo è rimasto nelle acque scure del torrente per almeno 7-8 ore. Sembra esclusa l'ipotesi più cruenta, quella di una violenza o comunque del coinvolgimento di terzi, ma con il passare delle ore aumentano gli interrogativi su questo cadavere senza nome. E non a caso, poco meno di un'ora fa, gli stessi carabinieri hanno diramato queste immagini. Eccole, sono gli effetti personali, gli indumenti ritrovati l'altro ieri all'altezza del parco dell'Hotel All'Orso di Biancade. Verosimilmente questi oggetti, questi indumenti sono stati lasciati dall'uomo, sono stati abbandonati dall'uomo in questa zona, appunto. Siamo appunto a Biancade, sulle sponde del Musestre, sono spazi aperti, quindi eccoli gli indumenti che risultavano indossati dal
soggetto, quindi sia il materiale rinvenuto sia gli indumenti che indossava al momento del rinvenimento. Questo a significare appunto che è un mistero, non ha un nome questo cadavere ritrovato nel torrente. Chiunque fosse in grado di fornire utili elementi per l'identificazione o ritenesse di averlo visto è invitato a contattare il comando stazione carabinieri di Roncade o il numero di pronto intervento, il 112. Si tratta, come dicevamo nel servizio, di un soggetto di sesso maschile dall'apparente età di 60-70 anni, di razza caucasica. Così recita la nota dei carabinieri diffusa con queste immagini poco meno di un'ora fa. Dove do pronto il nostro Daniele Garbin con Simone Squarcina da Vicenza, una giornata di proteste e di mobilitazione. Ancora una volta nel mirino c'è l'alta velocità, ci sono le infrastrutture, c'è la TAV. Daniele, buongiorno. Dall'altra parte c'era una polizia. Cristian, buongiorno da Vicenza, buongiorno ai telespettatori, confermo siamo alla stazione ferroviaria in questo momento, è l'ultima tappa di una mattinata intensa di questo movimento Notav che è partita presto mattina alle 8:30 e che ha fatto 3 appuntamenti con 3 situazioni diverse, come Monica Sauga dei Boschi che resistono, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. È stata una giornata intensa con momenti anche diversi, dicevo, al mattino alla rotatoria di Ponte Alto che è l'ingresso un po' della porta ovest della città, perché lì c'è un cantiere, quello poi anche importante, ecco. Lì che cosa avete realizzato? Buongiorno, siamo partiti proprio da Ponte Alto, porta ovest della città, con una barca. Perché? Perché vediamo che in periodo di pieni cambiamenti climatici l'acqua sale, ma non sale solo sui mari, ma sale anche, vediamo, nelle città durante i periodi di pioggia, questi fenomeni estremi che stanno sempre più aumentando, e di conseguenza volevamo simboleggiare anche la necessità di un rispetto del territorio. Il primo appuntamento è stato perciò nel primo cantiere, poi ci siamo spostati verso l'altro posto molto simbolico e molto importante per noi, che è il Bosco di Calte, dove il 7 di luglio IRICAV ha espropriato una parte del bosco, dove è stata fatta la pista di cantiere, una minima parte, ma già lì abbiamo visto il cemento che è stato riversato sulla terra. Diciamo subito, proprio per dire, con cronaca, la prima parte era un po' creativa, c'erano delle maschere, era quasi una rappresentazione simbolica di salvaguardare i boschi e gli animaletti. Lì invece a Calte c'è stato un replicarsi quasi di quella che era l'occupazione, è stato necessario da parte della polizia usare gli idranti, avete utilizzato anche una forma dura, avete usato dei sementi, del letame. Sì, diciamo, dopo l'Arca di Noè con la barca e gli animali siamo passati siamo stati al di qua dei cantieri. Le nostre manifestazioni vogliono essere determinate ma comunque molto pacifiche, non amiamo la lotta, anzi abbiamo sempre fatto manifestazioni molto pacifiche, ma l'obiettivo era quello di ribadire la necessità di riappropriarci delle aree che sono state sottratte al verde. Nei cantieri sono stati messi dei semi, del fertilizzante naturale, poi la polizia ci ha anche aiutato perché ha pure annaffiato, per cui insomma li ringraziamo perché questo aiuterà, contribuirà a fare rifiorire la vita dove IRICAV, dove i cantieri della TAV continuano a cementizzare. Questa è l'ultima fase per questa mattinata, cosa rappresenta qui, soprattutto anche perché poi le iniziative continueranno anche durante la giornata, non solo TAV, anche altro. Allora, ovviamente finire in stazione era naturale, anche perché l'obiettivo è di portare l'informazione a tutti coloro che usufruiscono dei servizi del treno, per fargli capire che cosa sta succedendo nella nostra città. I treni, vediamo che comunque continuiamo a sostenere
che l'alta velocità nella linea ferroviaria Milano-Venezia comunque continuano a passare, la TAV c'è già, questo raddoppio devasterà la città, questi raddoppi servono per altri interessi, non servono per il bene comune dei ferrovieri. Ricordiamo sempre, il 7% degli utenti della ferrovia utilizza TAV, tutti gli altri utilizzano i treni locali, abbiamo bisogno del trasporto locale. Grazie, allora intanto buon proseguimento della giornata. Sì, grazie. Arrivederci. Allora per il momento da Vicenza è tutto, Cristian restituisco la linea. Daniele, ti ringrazio, grazie a te, la tua ospite Simone Squarcina per la parte tecnica, e noi ritorniamo su uno dei fatti della settimana, l'accoltellamento di Sottomarina, perché è tornata a casa dopo diversi giorni all'ospedale di Chioggia, la turista tedesca accoltellata mentre passeggiava nella cittadina lagunare. È stata dimessa dall'ospedale ed è già rientrata nel suo paese. Monica Grimm, la turista 35enne tedesca di origine polacca, accoltellata lunedì notte a Sottomarina mentre era a passeggio con la sua cagnolina Lucky, ritrovata solo dopo alcuni giorni perché era scappata. Resta indagato e ancora in ospedale, dove era stato sottoposto a un accertamento sanitario obbligatorio il 25enne che avrebbe aggredito la donna. I carabinieri non hanno ancora trovato il coltello, ma continuano a visionare le immagini delle telecamere della zona per trovare ulteriori dettagli, in attesa della decisione della procura dopo l'iscrizione nel registro degli indagati. Con Ilaria Marchiori, che avete sentito nel servizio, ci collegheremo fra poco, andremo a Jesolo per la tragedia che si è registrata ieri sera in via Vespucci con quel giovane morto in sella alla sua motocicletta, quindi fra pochi minuti saremo in grado di collegarci con Ilaria Marchiori e Francesca Pezzo, ma ci sono tanti fatti di cronaca, questi che adesso vi racconto, ci portano nel Padovano, dove è stato arrestato dalla polizia un ladro specializzato in furti in abitazione. Svegliato all'alba dai continui messaggi sul telefono che segnalavano pagamenti fatti con la sua carta di credito, è stato l'allarme lanciato da un cittadino residente in via dei Menabuoi a Padova a far arrestare un 35enne tunisino, ladro specializzato in furti in abitazione. Lo straniero agiva sempre allo stesso modo, entrava di notte nelle case mentre i proprietari dormivano e si concentrava su portafogli e carte di credito che poi utilizzava per acquisti nelle tabaccherie e nei bar del centro storico. Mercoledì mattina una delle vittime, accortasi del furto, ha allertato la polizia, che ha immediatamente riscontrato molte analogie con qualche altro furto avvenuto nei giorni precedenti. 2 notti prima, infatti, in via Gli Appelli una donna era stata derubata della borsa in casa mentre dormiva. Anche in quel caso il ladro aveva effettuato subito acquisti senza mai superare i 50 euro, fintanto che la carta non era stata bloccata dalla titolare. Un furto simile era stato commesso lo stesso giorno anche in un'abitazione di una 90enne di via Loredan. Grazie alle telecamere di sorveglianza, gli agenti della squadra mobile sono riusciti ad individuare il ladro e a trovare in stazione il giaciglio di Fortuna dove dormiva il 35enne tunisino senza fissa dimora. Insieme a lui è stato identificato anche un complice, un 60enne algerino, anche lui senza fissa dimora e tossicodipendente, che utilizzava le carte di credito rubate. I due sono stati fermati in via Tommaseo, portati in questura. Il 35enne tunisino è stato arrestato e dovrà scontare 1 anno e 8 mesi anche per una rapina commessa nel 2023 in un supermercato della città. Il suo complice invece è stato denunciato ed, essendo irregolare nel territorio, trasferito nel centro per il rimpatrio di Milano. Nel loro giaciglio di Fortuna in stazione sono stati ritrovate borse, chiavi, indumenti e molti bancomat rubati durante i furti. A Monselice una giovane coppia nei guai per aver coltivato della marijuana in casa. I vicini hanno sentito un forte odore di marijuana e hanno segnalato la cosa ai carabinieri. Siamo a Monselice, nella frazione di San Bortolo, dove una coppia di conviventi, lui 40enne e lei di 28 anni, è finita nei guai dopo la perquisizione dei militari dell'Arma, che hanno trovato in casa una vera e propria coltivazione di droga. La coppia aveva nel retro dell'abitazione 20 piante di marijuana dell'altezza media di 120 centimetri, coltivate in vaso. In casa è stato trovato anche un bilancino digitale.
Le parziali giustificazioni dei due non sono bastate ad evitare guai con la legge. Tutto il materiale è stato sequestrato e la coppia è stata denunciata in concorso con l'accusa di coltivazione di sostanze stupefacenti. Ritorniamo nella Marca trevigiana. Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della stazione di Mogliano Veneto hanno tratto in arresto un 48enne di origini marocchine residente in città per il reato di evasione. L'uomo, già sottoposto dallo scorso mese di giugno alla misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione a un procedimento penale per tentato omicidio commesso lo scorso maggio a Mogliano Veneto, è stato sorpreso dai militari lungo una via cittadina. Le immagini shock che vedete sono relative alla vicenda proprio maturata lo scorso 27 maggio e che vi avevamo raccontato nel TG di quella sera, quando lo straniero nei pressi della stazione ferroviaria proprio di Mogliano Veneto, al culmine di una lite scaturita per futili motivi, aveva colpito con un coccio di bottiglia un 48enne di Mogliano Veneto, ferendolo gravemente al collo. Da qui proprio la contestazione di tentato omicidio e l'assegnazione come misura cautelare agli arresti domiciliari dai quali è evaso, ma appunto è stato ricatturato. All'esito degli accertamenti l'autorità giudiziaria ha disposto una nuova sottoposizione di questo 48enne marocchino al regime degli arresti domiciliari, e questo in attesa del processo. Vi do anche questa notizia, ringrazio dalla regia Renato Capoia e Antonio Paul. Lo vedete, è una giornata veramente ricca di cronaca. Sempre nella Marca trevigiana siamo a Vedelago, ubriaco molesta i clienti della piscina di Villa Corner e aggredisce i carabinieri. Tensione ieri sera presso la struttura alberghiera di Vedelago, a Villa Corner appunto. Dopo una breve colluttazione con i militari, un 19enne è stato bloccato e accompagnato in caserma, dove ha trascorso la notte. Vi daremo ulteriori aggiornamenti nel telegiornale di questa sera. E vuole chiedere scusa ai familiari di Diego Lapen, il 18enne accusato della sua morte lunedì a Villorba. Resta il massimo riservo sul perché si sia messo alla guida dell'auto della madre senza patente né foglio rosa. Era la prima volta che si metteva al volante, assicura il suo legale Fabio Crea, che chiede anche approfondimenti sul dosso presente lungo via Trento. Adesso, mio tramite, anche con questi mezzi, posso rappresentare la immediata volontà da parte del ragazzo, della mamma, di porgere appunto per quanto possibile le scuse per quello che purtroppo è accaduto. Chiede scusa assumendosi le proprie responsabilità il 18enne accusato della morte del professor Diego Lapen. Sono passati 4 giorni dall'incidente costato la vita al 71enne, travolto e ucciso mentre era in sella alla sua bici dall'auto condotta dal giovane senza patente né foglio rosa in via Trento a Lancenigo di Villorba. A parlare è il suo avvocato Fabio Crea, che lo ha incontrato vis-à-vis per la prima volta. Un ragazzo provato, lo descrive il legale, distrutto, consapevole ma lucido. Con lui la madre, proprietaria dell'auto, e il compagno di lei. Hanno assicurato che mai si era verificata una situazione di questa natura, cioè era la prima volta che il ragazzo si appropriava all'insaputa della mamma dell'autovettura. Lui riferisce che era assolutamente la prima volta che guidava. Sul perché lo abbia fatto, Crea mantiene il riservo, ma è chiaro che qualcosa deve aver fatto scattare la molla. Perché mettersi alla guida di un'auto di punto in bianco? Doveva raggiungere un amico, un tentativo di emulazione, una sfida, un moto di ribellione o che altro? Il legale non si sbilancia. Ci riserviamo di rappresentarlo poi al magistrato della procura. Questo per quanto concerne l'elemento soggettivo. Quanto alla dinamica, la difesa fissa un primo punto, non una scusante né una esimente, piuttosto un elemento attenuante. Lui ricorda di un dosso che ha determinato, probabilmente a suo dire e nei suoi ricordi, una deviazione da quella che era la corsia di marcia. Su questo si farà chiarezza all'interno della perizia cinematica paventata dalla procura, con la nomina di un consulente di parte chiamato a verificare
verificare anche la regolarità dell'eventuale dosso. Sullo sfondo la velocità tenuta dal mezzo sembra elevata e mentre il 18enne di origini cubane da poco in Italia resta indagato a piede libero per omicidio stradale aggravato, non c'è ancora una data per i funerali di La Pen, con la famiglia che resta chiusa in un dignitoso silenzio. Rimaniamo sulle strade del Veneto, subito a Jesolo, ve l'ho detto in apertura, è stata una serata tragica quella di ieri sera, 3 vite spezzate, una di queste appunto a Jesolo, dove per noi è arrivata Ilaria Marchiori con Francesca Pezzo. Buongiorno Ilaria. Buongiorno a te Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori, ci troviamo proprio qui a Jesolo, a ridosso di dove è avvenuto ieri sera intorno alle 22 questo tragico incidente in cui ha perso la vita un ragazzo di 23 anni. Si tratta di Mihai Daniel Morea, di origine rumena. Allora, qui siamo tra via Vespucci e la rotonda di viale Padania, dove è avvenuto questo incidente. Fondamentalmente stava procedendo un'auto guidata da un veneziano di 50 anni che ha colpito la moto. A quel punto il ragazzo è stato sbalzato proprio qui dove vedete che sta inquadrando Francesca Pezzo contro quel palo, e per lui non c'è stato nulla da fare perché lo sbalzo è stato a una quarantina di metri di distanza, finendo prima contro il palo d'acciaio lungo la pista ciclabile, poi contro un cartello stradale sempre sullo stesso percorso. Tra l'altro questo incidente mortale arriva a poco meno di un mese da un altro incidente in cui perse la vita lo scorso agosto una ragazza. Il motociclista era venuto qui al lido di Jesolo da Noventa, dove risiede insieme a un amico per trascorrere la serata, forse il fine settimana, e questo è stato il tragico epilogo. Sul posto la polizia locale del comando, la polizia locale di Jesolo e anche i vigili del fuoco, i sanitari del 118 che hanno fatto di tutto per salvare la vita al ragazzo, ma non c'è stato nulla da fare. Al momento, come si fa in questi casi, si indaga per omicidio stradale, poi tutti i rilievi permetteranno di capire o meno se poi sarà effettivamente così. Ma sentiamo proprio le parole del sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti. Purtroppo ieri sera c'è stato un altro incidente mortale nella nostra città, il quinto quest'anno, è un numero davvero importante, troppi morti per le strade, e ovviamente noi lasciamo a chi di dovere, alla polizia locale, fare le dovute indagini per capire i motivi di questo incidente. Probabilmente sono legati anche a una velocità non adeguata al contesto. È per questo che noi ci uniamo al cordoglio prima di tutto della vittima, della famiglia della vittima, e esprimiamo tutto il dolore della città di Jesolo, ma colgo l'occasione per rinnovare un invito che cerco di fare ogni volta, soprattutto in questo weekend di arrivi e di partenze a Jesolo, che è quello di usare la testa alla guida e di cercare di adottare dei comportamenti portati alla sicurezza e al rispetto di sé e degli altri. Queste dunque le parole del sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti. Dicevamo, una serata tragica, ci siamo già collegati con Sanfior, dove ieri sera ha perso la vita verso le 19:30 Luca Pagotto, giovane papà di 31 anni, molto attivo in zona, molto noto, molto conosciuto, un artigiano, lascia 2 bimbi piccoli, una famiglia sconvolta, una comunità sconvolta. Indagano i carabinieri. C'è stato uno scontro di fatto tra la sua motocicletta e un'auto. I rilievi sono chiaramente in corso e affidati, come vi ho detto, ai militari dell'Arma. Poco dopo, alle 22, la tragedia che invece ha colpito la A4 nella zona di Verona, con Elisa, 90, una ragazza di origini bresciane, morta a 22 anni. La sua auto si è schiantata contro un camion che pare fosse in sosta. Le immagini che vedete sono quelle postate dal papà di Elisa sui social. Ciao amore, ti amo, la dedica alla figlia. Quindi 3 giovani vite spezzate nell'arco di 3 ore nel Veneto.
E noi ritorniamo su uno scandalo che ha fatto il giro d'Italia, quello della piattaforma cosiddetta spiona, scoperchiato da un'azienda trevigiana con video intimi finiti sul web. Scatta l'allarme, l'allerta hacker soprattutto per le aziende. Veneto sotto attacco, non pagati i riscatti, dice l'esperto Valentino Pavan, che è l'ideatore del Data Protection Forum di Treviso. Nonostante il quadro emerso sia davvero inquietante, è ancora operativa e lo resterà per un po' la piattaforma web con le immagini tratte da videocamere private installate in abitazioni, centri medici e studi di estetista in Italia e all'estero, video rubati, comprese scene intime, nudi, sesso, un vaso di Pandora scoperchiato da un'azienda trevigiana, la Yarix. Il provvedimento di oscuramento, questo è il nodo, può avvenire solo dopo gli accertamenti della Procura distrettuale di Venezia, operazione che richiede tempo e che potrebbe essere appesantita dai nuovi indizi emersi, senza contare che molte delle vittime sono di fatto inconsapevoli e non hanno denunciato. Indaga la Polizia Postale del Veneto. Intanto per Valentino Pavan, ideatore proprio a Treviso del Data Protection Forum, evento nazionale sulla sicurezza informatica, si tratta della classica punta dell'iceberg. In Veneto violazioni della privacy e attacchi hacker sono all'ordine del giorno, nel mirino le aziende. Il classico attacco è tramite i cosiddetti ransomware, che sono dei software che servono per rendere indisponibili i dati dell'azienda e tramite il pagamento di un riscatto vengono resi disponibili. E sono molto più frequenti e sempre in aumento. E così il pericolo si insinua tra semplici email, falle del sistema informatico, disattenzioni, mancanza di aggiornamenti. Il Veneto poi è particolarmente esposto. Per la tipologia di attacchi il Veneto è particolarmente appetibile, perché ci sono tante aziende medio-piccole con poca predisposizione a preoccuparsi di questo tema, che però dopo, quando si verifica, le mette in crisi, e chi attacca sa bene quali sono i mercati migliori. Poi c'è anche la disponibilità economica magari di pagare un riscatto, cosa che non si deve fare. Non pagare riscatti quindi è l'imperativo, adottare buone pratiche la regola. Il mio consiglio è prevenire, pensare, mettere in atto tutte quelle attenzioni che sono necessarie, che sono anche più economiche di ripagare un riscatto e sicuramente molto più economiche dei danni che ne derivano, perché prevenire, come si diceva il vecchio adagio, prevenire è meglio che curare, ma in questo caso è assolutamente vero. C'è anche una infermiera di Casier di 47 anni tra i 5 sanitari dell'ospedale di Pordenone indagati per la morte di Valentina Salmistraro, mamma di 46 anni di Azzano X. La donna era arrivata al pronto soccorso il 16 agosto scorso lamentando forti dolori alle gambe. Le era stato in seguito diagnosticata una sclerosi multipla, ma poco prima delle dimissioni a fine mese sarebbe caduta battendo la testa contro il WC nel bagno del reparto di neurologia dove era ricoverata. La vicenda è stata segnalata ai carabinieri dal marito della donna, che sin da subito ha chiesto giustizia, affermando che la donna non è stata vigilata in maniera adeguata. L'accusa per questi 5 indagati, compresa questa infermiera di Casier, è di omicidio colposo nell'ambito della professione sanitaria. Così dunque da Pordenone. Fa discutere il maxi sequestro di beni a un clan di etnia rom tra Padova, Treviso e altre province del Veneto. Moglie, marito e suocera coinvolti in rapine e truffe risultavano nullatenenti, ma erano nelle loro disponibilità gioielli e terreni, anche nella Marca trevigiana. Una banda criminale a conduzione familiare, lui 38 anni, sulle spalle oltre 40 sentenze, lei 33enne, beneficiaria di reddito di cittadinanza, insieme a loro la suocera. I 3 di etnia rom, pluripregiudicati, sono al centro dell'operazione che ha unito la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Padova. Il Tribunale di Venezia, dopo gli accertamenti, ha disposto il sequestro di beni mobili ed immobili del valore di 380.000 euro e il regime di sorveglianza speciale. È una misura questa quindi finalizzata a rintracciare quelli che sono i proventi illeciti, perché come nel caso di specie ma anche in altri casi risultano persone nullatenenti
luogotenenti e attraverso appunto dei prestanome, persone che quindi a loro volta per dissimulare e quindi interrompere e non far risalire ai proventi illeciti si prestano a questa attività, prestanome quindi con l'individuazione di reinvestimenti appunto del provento illecito in beni immobiliari, in campi piuttosto che in beni di valore facilmente fungibili come gioielli o anche monete in oro. Infatti i tre erano proprietari di vari terreni e fabbricati non solo nel Padovano ma anche nelle province di Treviso, Venezia e Rovigo, in parte intestati a prestanome ma di fatto utilizzati da loro. 3 fabbricati, 5 terreni, un box, una casetta mobile e un'altra abitazione, denaro contante e gioielli. La coppia, insieme alla suocera, era specializzata in truffe e rapine anche violente. Nel 2023 avevano partecipato al furto di una borsa contenente pietre preziose per il valore di quasi 5 milioni di euro ad un rappresentante orafo lungo l'autostrada del Brennero. Il commerciante si era fermato per il foro di uno pneumatico fatto dalla banda che, approfittando della sosta, lo aveva derubato. Per questo erano destinatari di una misura cautelare in carcere. Nella lunga sfilza di reati nel loro curriculum criminale anche l'utilizzo indebito di carte di credito, furto di monete antiche e di valore e il furto di orologi Rolex avvenuti nelle province di Venezia, Padova, Piacenza, Ravenna e Trento. Sono persone che poi si sono specializzate nei reati predatori, quindi non solo le truffe ma anche in alcuni casi rapine o furti di ingente valore, quindi in questo caso siamo riusciti anche a così contestualizzare una parte dei proventi delle attività illecite che quindi vengono quindi colpire anche i patrimoni illecitamente acquisiti che quindi vengono sottratti a chi ha commesso questi tipo di reati, e poi la misura personale della sorveglianza, appunto una maggiore e più capillare attenzione sulle condotte di queste persone. Il comune di Bassano del Grappa sarà parte civile nel procedimento a carico di Alberto Zago, autore di un'aggressione, il giovane trevigiano autore di un'aggressione ai danni di un docente del Brocchi, dell'istituto Brocchi, l'istituto cittadino. Il comune di Bassano del Grappa si costituirà parte civile nel procedimento penale a carico di Alberto Zago, autore dell'aggressione ai danni di un docente del liceo Brocchi avvenuta il 25 luglio scorso. Lo rende noto il sindaco Nicola Finco dopo che la Giunta nell'ultima seduta ha deliberato all'unanimità l'autorizzazione a procedere. Una scelta, fanno sapere dal municipio, che vuole essere un segnale forte e chiaro riguardo alla posizione della comunità bassanese, da molto tempo scossa da continui fatti di cronaca. Solo pochi giorni fa, ad esempio, un minorenne ha accoltellato un ragazzo all'addome in pieno centro storico dopo l'ennesimo litigio nel salotto Buono Cittadino. Ma in generale sono quasi quotidiane le notizie che riguardano risse, vandalismi, litigi a ogni ora del giorno e della notte in centro e nei quartieri. Giusto una settimana fa in San Marco 2 gruppi di giovanissimi si sono picchiati in strada a colpi di bottiglia, per non parlare del video che riprende un pestaggio con un fumogeno avvenuto in centro città. La comunità bassanese respinge con forza ogni forma di violenza che mette a rischio la vita e la sicurezza dei cittadini, pilastri fondamentali della nostra convivenza civile, avverte il sindaco in una nota uscita pochi minuti fa. La protezione della città e la salvaguardia dell'ordine pubblico rappresentano una priorità assoluta. Finco spiega la decisione di far costituire il comune parte civile motivandola con la volontà di difendere gli interessi della città, affermando allo stesso tempo con chiarezza che la giustizia deve tutelare le vittime, ma anche la collettività. Copione molto simile a Udine, anche qui un accoltellamento l'altra sera, un uomo finito in ospedale grave, e questo per aver difeso una ragazza importunata. La città di Udine è sotto shock. Io adesso sono ancora qui che mi stanno facendo tutte le visite del caso e dandomi antidolorifici e tutto, quindi è comprensibilmente molto scosso, sotto shock, e si sta piano piano riprendendo. Per fortuna è fuori pericolo, non sono state toccate zone vitali, ma poteva andare molto molto peggio.
e adesso deve riprendersi. È sotto shock Gabriele Dusso, l'uomo che ieri sera è intervenuto per difendere una ragazza che veniva importunata da un gruppetto di giovani stranieri, finendo per essere accoltellato alla schiena da uno di essi. Ferite morali e fisiche che in questo momento fanno male. Ci vorranno diversi giorni di ospedale e poteva andare molto peggio. Deve elaborare quello che è successo, anche perché, ripeto, comunque subire un'aggressione in centro a Udine alle 9 di sera e di questa portata non è semplice, ecco, da elaborare. Io col mio cliente ho parlato, però ho parlato quanto riusciva lui a parlare e descrivere i fatti, quindi sono in fase di chiarimento. Lui sicuramente è intervenuto comunque per difendere la ragazza e poi è stato brutalmente aggredito. Ecco, questo è sicuro. Poi sul resto, su chi abbia, come la dinamica, aspettiamo insomma che venga chiarita e aspettiamo anche che lui si rimetta e possa essere più lucido, ecco. È successo verso le 9 in piazza San Giacomo, affollata di molte persone che passavano qualche ora di relax e che invece hanno vissuto un incubo. Le immagini delle telecamere sono al vaglio degli inquirenti. Io aspetto che gli inquirenti facciano il loro lavoro e fiduciosa che tutto verrà chiarito. Condanna, clamore, paura. La vicenda di Gabriele ha sconvolto la città. Il sindaco De Toni lo ha pubblicamente ringraziato per il senso civico dimostrato. Ringraziamo, però ripeto, ci vuole il tempo e la calma per poter elaborare una situazione che, insomma, ripeto, per chiunque è molto difficile trovarsi in una situazione di questo tipo, per cui immagino il clamore, capisco, però vorremmo evitare sensazionalismi, ecco. Nel frattempo mi ha raggiunto in studio, lo saluto e lo ringrazio, Federico Canera, assessore regionale al turismo e all'agricoltura, esponente della Lega, tanti temi che affronteremo con Canera, ma rimaniamo per un attimo ancora su Udine perché sono fatti particolarmente gravi. Nella città friulana è successo tutto molto rapidamente con gli aggressori di quest'uomo che avete sentito anche nell'audio che si sono rapidamente dileguati. Una serata di fine estate in piazza, nel salotto di Udine. Sono le 9 di sera, c'è tanta gente che cena o chiacchiera tra i tavolini dei locali. Come un fulmine a ciel sereno parte una rissa che in pochi minuti degenera in un accoltellamento. Attimi di incredulità e paura, come ci racconta una testimone della scena. Mentre stavamo cenando, alzando lo sguardo, ho visto una rissa. Saranno stati più o meno 7 ragazzi, no, più o meno 6 o 7. Niente, è stato tutto molto rapido. Sono scappati, il tutto è durato pochi minuti. E poi ho visto questo ragazzo che si stava toccando la schiena. Tempo, qualche secondo, si è accasciato a terra, mi sono avvicinata ed effettivamente lo avevano accoltellato. Le persone in piazza vedono il sangue e si accorgono della gravità della situazione. Tempo zero comunque c'è tantissime persone che si erano accerchiate a lui, perché essendo presto la piazza piena, sì, siamo tutti corsi da lui, ecco. Un po' di paura, ha fatto un po' di paura questa cosa? Quello sì, più che altro perché è durato veramente un battito di ciglia, cioè ho alzato di nuovo lo sguardo che era già fatto tutto, no? Poi comunque c'erano dei passanti, sì. Se magari qualcuno capitava nel momento sbagliato rischiava anche lui di prendersi qualcosa. Diciamo che poi tornare anche a casa non è stato particolarmente bello. Questa è la testimonianza raccolta dalla nostra redazione di Udine. Resta il fatto che episodi di questo tipo ormai sono quasi la consuetudine. Vi abbiamo mostrato prima il sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco, che ha deciso di costituirsi parte civile nel processo che ci sarà contro il trevigiano Alberto Zago, che ha accoltellato il 25 agosto scorso un professore a Bassano del Grappa, proprio perché gli aveva negato una sigaretta. I fatti di Udine, ma vi ho riportato anche poco fa la notizia che è stata diramata dai carabinieri e che vi rimostro su
Treviso Today, questo giovane ubriaco che ha molestato i clienti della piscina di Villa Corner e ha aggredito i carabinieri. È successo ieri sera, siamo nel territorio di Vedelago. Insomma, la sicurezza urbana, Caner, qui entra di diritto anche nella campagna elettorale in vista delle regionali. È un tema? Assolutamente sì, è un tema e penso che nessun partito possa sottrarsi da questa discussione che ormai è sotto gli occhi di tutti. È un problema che sta affliggendo non soltanto le grandi città ma anche i piccoli centri, i piccoli paesi, le piccole città. Io per esempio sono trevigiano e devo dire che ultimamente anche Treviso ha i suoi problemi, ma che non sono responsabilità delle amministrazioni, dei sindaci e quant'altro, è proprio un sistema che purtroppo ormai sta scappando di mano e ci vuole maggiore fermezza. È inutile che facciamo tanti ragionamenti, servono leggi più severe, servono magistrati che applichino queste leggi. Penso che anche il tema delle aree cosiddette rosse sensibili debba essere allargato e quindi non essere situazioni a spot per determinati motivi, ma in realtà deve rimanere palesemente che ci vuole un controllo specifico e costante dei centri storici. Quindi dei paesi. Rendere permanenti le zone rosse è un tema molto sensibile questo. Secondo me sì, ci sono delle proposte anche di legge che qualcuno sta portando avanti da questo punto di vista, proprio per far sì che le zone rosse continuino a rimanere permanenti e non soltanto in determinati periodi. Secondo me è una proposta valida, ovviamente sottoposta al controllo, alla gestione delle prefetture, perché nessuno può da questo punto di vista ergersi a paladini della giustizia o al fai da te, che non funziona, però è bene che alcune aree, penso alle stazioni, sappiamo che lì ci sono delle condizioni difficili, non sto parlando solo di Treviso, sto parlando di tutta Italia. Ci sono posti, Milano per esempio, Verona, a Verona ci sono state delle aggressioni. Ecco, le zone rosse devono rimanere permanenti, abbiamo bisogno di maggior controllo e soprattutto tutela anche delle forze dell'ordine, perché guardi che le forze dell'ordine quando prendono questi malviventi molto spesso c'è anche qualcuno col telefonino che riprende e che poi va a denunciare le stesse forze dell'ordine. Non si può vivere così. Qualche istante di pubblicità, poi ritorniamo con Caner. I temi sul tavolo sono davvero tanti. Turismo, è tempo di bilanci chiaramente, dobbiamo capire se le spiagge sono state piene o vuote, è stato un po' il refrain di questa estate. Poi parleremo di Olimpiadi, di mostra del cinema, ci collegheremo con Venezia con il nostro Lorenzo Maier e poi chiaramente anche di regionali, no? Dire. Allora pubblicità fra poco. Di nuovo in diretta per raccontarvi di questo sabato a Nord-Est. Con me lo avete visto e già sentito, c'è l'assessore regionale al turismo e all'agricoltura Federico Caner. Prima però vi ricordo i fatti principali di questa giornata, di queste ore tragiche, soprattutto sulle strade. Lo è stata senza dubbio tragica la serata di ieri sera. Le immagini che vedete sono relative all'incidente in Pontebbana, costata la vita a questo giovane papà di 31 anni, Luca Pagotto. Era in sella alla sua motocicletta quando di fatto si è scontrato, ma si sta indagando contro un'auto. Ci siamo collegati con Filippo Fois sul posto, con Nicoletta Rizzetto. Luca Pagotto lascia 2 figli piccoli, una famiglia sconvolta, una comunità che lo conosceva molto bene perché era attivissimo nel volontariato. Poi la tragedia in A4 a Verona, che è costata la vita a un'altra giovanissima, una 22enne, Elisa Noventa. Elisa Noventa era a bordo dell'auto condotta da un amico 25enne quando è andata a schiantarsi contro un tir che a quanto pare era fermo sulla corsia di emergenza. Elisa Noventa è morta sul posto. Il conducente è attualmente indagato, il conducente dell'utilitaria è indagato per omicidio
stradale. Le immagini che avete visto sono quelle postate sui social dal papà di Elisa Noventa, e poi l'incidente di ieri sera in via Vespucci a Jesolo, anche qui un centauro, anche qui un giovanissimo di 23 anni, Daniel Mihai, residente a Noventa di Piave, anche qui un giovane molto noto e conosciuto. Federico Caner, qui veramente insomma, siamo di fronte a uno stillicidio. È stata poi i bilanci, come sempre, si fanno alla fine dell'anno, sono bilanci sempre pietosi, è brutto parlare anche di numeri, però siamo di fronte comunque a un'estate nera. Assolutamente sì, questo è anche vero, però secondo me che non si risolve soltanto con azioni di forza, con multe esagerate, con situazioni di questo tipo, ma con una cultura, secondo me, del rispetto anche per chi va per strada, sull'utilizzo dei cellulari, per esempio, che sono devastanti per quanto riguarda chi a volte si mette la guida in maniera distratta, molto di più, per esempio, dell'utilizzo dell'alcol, che comunque va ovviamente seguito, redarguito e monitorato costantemente, però a volte noi non abbiamo i numeri sotto mano. L'uso del cellulare, per esempio, quando si guida è un problema veramente serio, e su questo deve essere fatta una cultura importante, informazione, formazione e informazione fin dai più piccoli, perché questo è un problema che costantemente mi dicono le forze dell'ordine che hanno i dati sotto mano, che questo è un problema più grave di tutti. Dopo è ovvio che ci sono tanti altri aspetti che non si vogliono sottovalutare, per carità, però lo dico anche da assessore all'agricoltura, perché sa, a volte, molto spesso, si va a demonizzare, no, l'uso dell'alcol, tale per cui abbiamo avuto un calo del 30% delle vendite anche nei ristoranti, perché purtroppo la gente era da questo punto di vista terrorizzata. In realtà è stato dimostrato che se si assume la bevanda alcolica in maniera corretta, rispettando i giusti tempi e acquistando un alcol test e utilizzarlo prima di mettersi alla guida per capire le condizioni, si possono risolvere tanti problemi. Ma se poi uno guarda il cellulare mentre guida, allora purtroppo su questo non si può far niente. E io credo che molte delle stragi che abbiamo visto anche in quest'estate siano dipese anche da questa situazione. Allora io vi do praticamente una notizia di questi minuti, questa sera poi ci ritorneremo, ma a proposito di atteggiamenti alla guida sempre al limite, il SUEM è intervenuto nell'Alta Marca per un soggetto che ha avuto un malore per strada, pare in bici, ed era svenuto per alcolemia alta. Quindi intervento in corso, anche qui c'è chi esagera parecchio. L'altra notizia di giornata, bisogna essere inflessibili, ovviamente. L'altra notizia di giornata: Riccardo Pozzobon, l'istruttore degli astronauti disperso durante la missione in Alaska, il 40enne geologo del Bo, inghiottito dal ghiacciaio. Ci siamo collegati poco fa con l'Università di Padova, con la nostra Valentina Visentin. Speranze finite appunto per questo giovane ricercatore molto noto all'università, che appunto è stato inghiottito dal ghiacciaio, così titola anche la versione online del Gazzettino. Io cambierei tema, dalla cronaca passerei all'attualità, perché c'è la consueta, l'ormai consueta classifica ricerca del sabato della CGA di Mestre, che questa settimana si concentra sulle tasse, tema che insomma interessa tutti, e dice che in Veneto i contribuenti sono sempre più tassati, con i ricchi che risiedono soprattutto a Padova, e con una pressione fiscale che si attesta ancora al 42%, nonostante insomma i proclami che ci sono stati. Ha sentito l'umore dei bassanesi la nostra Edi Calimán. Sento parlare, sento che degli aumenti che ci sono, però non li vivo in prima persona. Ok, quindi riesce sostanzialmente a mantenersi in ogni caso, nonostante la pressione fiscale stia aumentando?
Sì, però sempre con più fatica, diciamo, perché aumenta tutto, è una cosa che veramente drastica, bisognerebbe veramente che ci mettessero un taglio a tutte queste tasse, perché dobbiamo anche vivere, no? Giusto? Sempre di più, cara, e pensioni sono sempre quelle. Qui sono guai toccarle. Come si va avanti, signora? Bisogna andare avanti, cercando di andare su posti dove si spende meno, fare la spesa, insomma. Sinceramente si sente più che si vede. Quando ti prendi lo stipendio, quando prendi la pensione, roba del genere, è una cosa insostenibile, comunque per la gente che ha un reddito abbastanza basso. Cosa vuoi? Ormai siamo arrivati al massimo. Anche lei lo vede che le tasse continuano a aumentare? Purtroppo. Come si va avanti, signore? Da pensionati, ecco, sperando bene. Le tasse aumentano, i prezzi nei negozi, aumenta il costo della vita, i salari sono fermi, ci sono tante cose che non vanno. Però ci sono pochi che si preoccupano di queste cose qua. Sta diventando un mondo malvagio, sa? La pressione fiscale è sempre più o meno alta, ma sempre la stessa, non mi pare che sia cambiata molto. Come riesce a gestire la sua quotidianità con i prezzi che aumentano? Si fa un po' di attenzione, però è così, bisogna accettare quello che ci passa il governo. Si cerca di prendere lo stretto necessario, non c'è alternativa, se devo quadrare a fine mese si prende lo stretto necessario. Credo che abbiamo anche 3 bambini, perché qua ne abbiamo 2, ne manca uno, bisogna fare dei sacrifici e si va avanti, insomma. E lo vedete questo aumento nella vita quotidiana di tutti i giorni? Sicuramente è difficile e da quando sono diventata mamma lo è ancora di più. Come si va avanti? Si va avanti in qualche modo, insomma, facendo anche delle rinunce e cercando di vivere giorno per giorno, ecco. Io sono sempre senza una lira. Ecco, praticamente c'è un grande aumento nei negozi, nei supermercati. Quindi il costo della vita è sempre aumentato moltissimo e gli stipendi, le pensioni nel mio caso sono sempre uguali. È ormai una cosa che purtroppo abbiamo da tanti anni, noi lavoratori e noi pensionati anche, soprattutto perché io sono pensionato ormai da 6 anni, non ci riusciamo con questa pressione. Abbiamo un debito molto alto e purtroppo siamo sempre, io sento da 30 anni, 40 anni, anche di più quando ho cominciato a lavorare, della pressione fiscale, ma per il momento siamo ancora che non si può fare niente, insomma, non saprei neanche definire, insomma, questa non è questione solo di governi, perché io purtroppo con la politica ho perso un po' le speranze, sia di sinistra che di destra. Però speriamo che si possa, soprattutto per il futuro di nipoti, di figli e di nipoti. Io sono già un po' avanti, ho quasi 65 anni, dunque un pezzo di vita me l'ho fatta, ecco, il discorso è questo. Speriamo bene per tutti, anche per voi. Diciamo che qui la popolazione non si divide, il verdetto è unanime, le tasse sono alte e gli stipendi sono fermi. Questa è la fotografia reale del paese e dei territori, da qui non ci si scappa. No, questa è assolutamente una fotografia che è vera, reale, ed non è soltanto una percezione della popolazione, ma è una realtà. Io posso dire soltanto che noi abbiamo chiesto interventi a livello governativo più che nel aumentare le tasse per far fronte alle difficoltà che anche gli enti pubblici hanno sul territorio, perché ce li hanno, penso ai comuni della stessa regione, bisogna tagliare le spese, questa è la verità. Questo è un paese dove gli sprechi sono ancora tanti e sappiamo anche dove sono. Ci sono delle regioni che sono virtuose come la regione Veneto, ci sono delle regioni che non sono affatto virtuose e bisogna avere il coraggio lì di chiudere carrozzoni che sono stati messi in piedi per tanti motivi, molto spesso anche per il consenso politico, perché solo così. Un carrozzone. Ma guardi, ci sono degli enti statali e nazionali
al sud che continuano a essere, diciamo, aiutati. Faccio un esempio, il cosiddetto ENIT, l'Ente per il Turismo Italiano, adesso si sta tentando di risolvere in qualche maniera. Per molti anni c'erano centinaia, migliaia di persone all'interno che non svolgevano il proprio lavoro, tale per cui noi come regioni ci facevamo la promozione turistica per conto nostro, era più efficiente ed efficace e ci costava meno che non passare per un carrozzone, diciamo, italiano, che doveva avere il compito di promuovere il sistema italiano all'estero. Quindi costava di più. C'è ancora tanto da tagliare. C'è tanto, ma io ne ho fatto, lei mi ha chiesto un esempio, io le ho fatto il primo esempio che mi è venuto in mente in base anche a quelle che sono le mie deleghe che seguo e gestisco, ma ce ne sono tantissimi. Diciamo che l'assessore al turismo ha dato una bella mazzata all'ENIT. No, non diciamo, è una cosa da poco. allora, devo anche dire che questo governo, ad essere onesti e franchi, questo governo sta tentando di mettere mano alla situazione ed è già riuscito ad asciugare molto rispetto al passato, ma ha ereditato una situazione che era sconvolgente, questo va dato atto, ma penso ad altre regioni, penso alla situazione sanitaria e ospedaliera di alcune regioni, dove noi in Veneto abbiamo avuto il coraggio negli ultimi 15 anni di riorganizzare i nostri ospedali, chiudere i piccoli ospedali anche contro a volte il parere della gente, sapendo che non davano servizi ma erano costosi e cercando invece di portare le specialità nei cosiddetti centri hub, quindi negli ospedali di riferimento a livello provinciale. Al sud abbiamo ospedali ogni 6 chilometri inefficienti. Bisogna avere il coraggio da questo punto di vista di fare delle scelte importanti, perché abbassando i costi si possono migliorare i servizi, altrimenti poi la risposta qual è? Aumentare le tasse, ma la gente non ce la fa più, perché se aumenti le tasse devi aumentare anche le pensioni, ma le pensioni purtroppo non le vogliono e non le possono aumentare, quindi bisogna asciugare. Tra l'altro proprio ieri sera, non ho tempo adesso di mostrarvi il servizio perché fra poco ci collegheremo con Lorenzo Maier, vi avevamo parlato del protocollo firmato in provincia di Belluno con il dimezzamento di fatto del numero delle unioni montane solo in provincia di Belluno, quindi un percorso, diciamo, virtuoso. Certo. Però appunto dicevamo mostra del cinema, voltiamo pagina, Carrellata è un sabato molto impegnativo, insomma che bilancio possiamo fare? Questa sera il gran finale, fra poco ci collegheremo con Lorenzo Maier. Guardi, la mostra del cinema per Venezia e il Veneto è molto importante, magari qualche cittadino può sottovalutarla da questo punto di vista, però io che mi occupo di turismo e anche di promozione della nostra regione, vi dico che la mostra del cinema negli ultimi anni è ritornata allo splendore degli antichi fasti, diciamo così, dopo un periodo dove il centrosinistra aveva puntato su Cinecittà a Roma con Veltroni, vi ricordate, no? Con Rutelli, dopodiché invece Venezia è tornata al centro del sistema cinematografico. Lei è proprio in campagna elettorale. No, ma guardi, è la verità, e devo ringraziare anche la Film Commission Veneta, perché sta funzionando molto bene. I nostri luoghi diventano luoghi di cast dove fare film. Quando si fanno film, fiction e quant'altro, arriva la notorietà, arriva il turismo che poi dovremo anche imparare a gestire meglio, su questo non c'è dubbio, perché si apre un altro capitolo importante e non vorrei buttare troppa carne al fuoco, però mostra il cinema che funziona molto bene in termini di promozione, abbiamo visto tanti attori, registi di qualità, molti anche italiani, e guardate che questo è importante anche per le nostre maestranze, perché non parliamo solo di promozione, ma ci sono artigiani che lavorano nel mondo dietro il sistema cinematografico, e diventa importante anche per creare lavoro. Quindi non solo gli effetti diretti, ma anche indiretti, ma poi anche quelli indiretti a livello di promozione proprio turistica. Lorenzo Maier, buongiorno Lorenzo, insomma tu hai seguito giorno per giorno, ora per ora questa mostra del cinema, hai intervistato tutti, come ogni anno, più di ogni anno, tutti passano per te, non si muove foglia alla mostra del cinema che Lorenzo Maier non voglia. Detto questo, Lorenzo, che cosa ci puoi dire? Che gran finale sarà? Allora, un gran finale sicuramente, perché oggi appunto si conclude la rassegna, c'è una grande attesa per le premiazioni. Posso dirvi che secondo me, dalle informazioni che ho raccolto, l'Italia è entrata nel palmarès.
io credo con la Coppa Volpi, non voglio sbilanciarmi di più perché comunque sono indiscrezioni, e per cui aspetteremo poi questa sera che venga ovviamente che vengano annunciati i vincitori, non solo per il Leone d'Oro ma per tutti gli altri premi. Però anche questo, come dicevate voi da Sud, diceva giustamente l'assessore Federico Caner, sarebbe un bel messaggio, un bel segnale che l'Italia sia entrata nel palmarès principale. Non parliamo di Leone d'Oro, che non credo sia stato attribuito The Voice of Shin, questo film palestinese che ha raccolto 24 minuti di applausi. Credo che la scelta dei giurati per il Leone d'Oro sia andata in altro versante, però una Coppa Volpi per l'Italia, o comunque un riconoscimento importante, sarebbe un bel segnale per una mostra che ha visto comunque tutto il mondo arrivare qui a Lido e a Venezia, le grandi star americane, ma anche i grandi maestri di cinema, appunto Paolo Sorrentino e Maresco, che pure non è venuto a Venezia per dei documenti non in ordine. Anche questo è stato un po' un aneddoto curioso, ma dove una mostra che ha visto protagonista il cinema italiano, però il cinema di tutto il mondo arrivare qui, e il Veneto più che mai protagonista, perché 5 film girati in Veneto e con il supporto della Film Commission, come giustamente ricordavate, hanno fatto parte del programma ufficiale della mostra, quindi anche questo è un bel segnale. Numeri record, l'attesa è tutta per questa sera. Quindi una mostra sia global che local, c'è un po' di tutto, il cinema a chilometri zero e il grande cinema internazionale. Io ti lascio, Lorenzo, questa sera ci collegheremo con te in diretta in tutte le nostre edizioni, e ti lascio con la tua intervista realizzata ad Anna Foglietta. Anna Foglietta che a microfono ti ha parlato anche del dramma di Gaza. Grazie Lorenzo Maier. Vedremo poi se Tony Servillo sarà uno dei premiati questa sera, e dicendovi Tony Servillo mi sono già sbilanciato un po'. E quindi ecco, insomma c'è la previsione di Lorenzo Maier. Adesso Lorenzo, poi questa sera verificheremo con te. Grazie Lorenzo. Anna Foglietta. Un appello per la pace a Gaza. Ma facciamo un appello per la pace in generale, perché a Gaza c'è bisogno più della pace, a Gaza c'è bisogno di restituire completa e totale dignità a un popolo che è stato violato, vilipeso, e sono dolori che non si possono ricucire. In questo momento stanno varcando i mari e la Global Summit flottiglia destinata appunto a raggiungere il porto di Gaza contro l'embargo che Israele ha creato per non far arrivare le persone, gli aiuti a Gaza, e speriamo che queste imbarcazioni possano raggiungere presto il porto di Gaza. L'attrice Anna Foglietta torna a parlare della guerra a Gaza con pacatezza, chiarisce da che parte sta per la pace dopo l'episodio della bandiera palestinese sequestrata in taxi. Anna Foglietta torna alla mostra di Venezia, dove è già stata madrina, per essere premiata con il prestigioso Women in Cinema Awards, 11ª edizione. Quando sei stata madrina qui è sempre casa tua e sarà sempre casa tua. Grazie Lorenzo, è molto affettuoso, molto dolce, e lo accolgo davvero come un atto d'amore, lo sento. Come oggi qui a Venezia per un premio importante a cui tieni particolarmente anche per il tuo impegno. Sì, perché è un premio datomi dalle donne. Abbiamo ragionato intorno al tema del consenso e abbiamo costruito questa piccola storia destinata appunto soprattutto alle giovani donne e ai giovani ragazzi, alle nuove generazioni, perché per loro il tema del consenso è qualcosa di fondamentale. Troppo spesso si sentono violate nel proprio corpo, nei propri confini, ed è importante sempre ribadirlo, che se io non voglio, tu non puoi.
poi un ricordo profondo di Giorgio Armani. Ricordo che durante le sue sfilate lui era sempre nascosto tra le quinte e spiava quelle che erano le sensazioni e le intuizioni da parte del pubblico, no? Per capire se la sfilata piaceva o non piaceva. Ed era già in là con gli anni, e questo mi ha insegnato che se un essere umano in qualche modo ha voglia di crescere non deve mai smettere di mettersi al servizio di una conoscenza e quindi di imparare. Infine il premio. Vuole valorizzare il talento delle donne, quindi è un bellissimo esempio di sorellanza, perché è un premio che parte dalle donne e va alle donne, per valorizzare le competenze, no, attrici, registe, ma anche tutte le maestranze del cinema, quindi è un qualcosa di molto bello. In un giorno particolare ci ha lasciato Giorgio Armani, quindi mi fa piacere dedicarlo a Giorgio Armani. Qualche istante di pubblicità, poi ritorniamo con Federico Canera. Dobbiamo anche capire se le spiagge quest'estate erano piene o vuote. Insomma, posso già immaginare cosa dirà Canera, però insomma è un tema. Poi parliamo di Olimpiadi e una battuta sulle regionali. A fra poco. Di nuovo in diretta, vi do un aggiornamento. È da 2 giorni che ci stiamo occupando del cadavere ritrovato nel Musestre. A inizio prima edizione vi abbiamo mostrato gli oggetti di quest'uomo trovati vicino al luogo del recupero della salma. Eccoli. Ebbene, adesso c'è un'identità, finalmente c'è un'identità. Si tratta di una 75enne di Roncade che viveva da solo in via Dari. L'identificazione è stata possibile grazie alla segnalazione di alcuni vicini che non avevano più avuto notizie dell'anziano da alcuni giorni. Nell'abitazione sono state trovate, e qui appunto spieghiamo tutto, le ultime volontà scritte di suo pugno. L'evento dovrebbe risalire allo scorso 3 settembre, giorno precedente al rinvenimento del cadavere, come farebbe rilevare la data in calce al manoscritto. La salma sarà messa a disposizione dei familiari. Per 2 giorni è stato un rompicapo, perché appunto non c'erano denunce di scomparsa, erano state allertate le questure e i comandi di tutto il nord-est. L'assessore Caner è ancora con me, tanti temi che dovremmo affrontare, abbiamo 5 minuti ma ce la facciamo. Domanda secca, le spiagge piene o vuote? Si è parlato per tutta l'estate di questo. Sì. Lei che sentore ha? Ma guardi, io più che sentore mi baso sui dati. I dati ci dicono che a livello regionale il turismo ha tenuto anche nella costa veneta. Certo, ci sono delle difficoltà, penso ai turisti di lingua tedesca, la Germania è in grande difficoltà e quindi ne abbiamo avuti un po' di meno. È vero che c'è una concentrazione soprattutto nei fine settimana, questo mi dicono gli operatori, anche degli italiani che magari vanno in spiaggia nel fine settimana, però sostanzialmente chi ha lavorato bene ha continuato a farlo e i numeri, diciamo, parlano chiaro da questo punto di vista anche sull'occupazione degli ombrelloni. Certo, ripeto, c'è qualcuno che invece è andato in difficoltà, ma allora lì dovremo anche andare a vedere il perché, il per come, cioè fare un'analisi anche, perché ci sono anche servizi che sono diversificati all'interno della nostra costa, quindi qualcuno ha sofferto di più, qualcuno zero, qualcuno addirittura ha incrementato, ma qui c'è anche la capacità a volte dell'operatore. Per quanto riguarda i prezzi, perché molti mi facevano anche questa domanda, guardate, gli ombrelloni sono andati dai 18 minimo euro ai 32 a seconda ovviamente della fascia, della situazione, del livello, no? dello stabilimento. Ricordo che sono tra i più bassi a livello italiano. Toscana, Liguria, le regioni del sud, tutte hanno un costo maggiore. Quindi su questo, e lo dico, guardate, non per difendere il settore, perché credo sia giusto e corretto che in un momento di difficoltà economica si aiutino anche le nostre famiglie che hanno il diritto di andare a fare delle vacanze, però è anche giusto dire le cose come sono. I costi sono aumentati per tutti, per gli operatori come per le persone. Abbiamo sentito prima lo sfogo, no? della gente legata al tema delle pensioni che rimangono sempre quelle, però è anche vero che se io mi confronto rispetto agli altri e non solo in Italia ma all'estero, andatevi a vedere i prezzi e i costi della vicina Croazia,
che tempo fa ci faceva la famosa concorrenza, oggi la Croazia costa molto di più dell'Italia, tutta, a cominciare dalla nostra costa, quindi insomma cerchiamo di essere anche onesti, realisti, non dico ottimisti ma nemmeno pessimisti, ma realisti. Abbiamo 2 minuti per parlare di politica, tanto lo faremo a lungo nei prossimi mesi. Lei cosa fa? Caner. Ma guardi, io sono a disposizione del mio partito e del mio movimento, ho dato la disponibilità a candidarmi, ho mandato la cosiddetta autocandidatura come tutti, è al vaglio della segreteria regionale, ad oggi non abbiamo ancora indicazioni su chi correrà, quindi è ovvio che finché non abbiamo l'ufficialità è giusto non esprimersi, insomma, ecco. Auspichiamo che velocemente si decida il candidato alle regionali, si decida la coalizione, che comunque insomma mi sembra di capire che la coalizione c'è ed è quella di centrodestra, sì, insomma questo penso che possiamo sbilanciarci a dirlo, però ci manca definire effettivamente quello che sarà il candidato e le liste dei vari partiti. Ma il candidato presidente quando si definisce? Perché c'è chi dice che proprio si arriverà al limite proprio utile. Quindi poco prima dell'indizione dei comizi elettorali. Io spero che non si arrivi a quel limite. Quindi alla fine di ottobre, diciamo. Ecco, io spero che non si arrivi a quel limite lì perché è esagerato. Io, guardate, quando vado in giro, vado agli incontri, ai ricevimenti, a convegni, anche a sagre, e la gente tutta mi dice: quando decidete partite. Qualcuno ha anche giustamente il timore, la paura che si possa, diciamo così, aiutare, agevolare il centrosinistra da questo punto di vista, che è partito prima. Io su questo sono abbastanza tranquillo perché penso che sia una regione che è stata ben amministrata in questi anni, in questi 15 anni, e quindi penso che il centrodestra tenga, però è anche vero che è giusto che il candidato venga fatto velocemente. Lei fa parte dell'ala leghista intransigente che vuole a tutti i costi un governatore leghista, oppure è più accomodante? Ma guardi, su questo secondo me è giusto fare anche un ragionamento corretto, politico, realistico, reale. Cioè il fatto di dire: è normale che chi ha amministrato la regione per 15 anni chieda, voglia, non dico pretenda perché nessuno deve pretendere nulla, ma insomma auspichi di poter continuare a gestire la regione con un proprio candidato. Però è anche vero che la democrazia è democrazia, i numeri sono numeri, in questo momento sicuramente la Lega non ha la forza che aveva negli anni scorsi, quindi io non trovo scandaloso neanche se il candidato presidente fosse di un altro partito. Certo che se lo chiedete a me è ovvio che chiedo che lo chiedo. Non lo trovo scandaloso perché non mi piacciono i toni anche interni dove si dice: noi pretendiamo, nessuno deve pretendere niente nella vita, in qualsiasi lavoro non si può pretendere, bisogna mettersi umilmente a servizio e dialogare. Non le piacciono gli ultimatum, gli opt-out? Dopo è ovvio che auspico anch'io che il candidato sia un candidato della Lega, però le faccio anche un altro ragionamento: un candidato della Lega presidente non deve tradursi poi in una riduzione di quelli che sono anche gli assessori, i consiglieri regionali, perché c'è una gestione da questo punto di vista. Guardate che non basta un presidente per gestire una regione, ci vogliono persone preparate, competenti e anche dal punto di vista numerico una maggioranza solida, quindi deve essere fatto anche questo ragionamento, secondo me. Grazie Federico Caner, avremo modo di vederci nei prossimi mesi, quindi insomma i temi, non siamo riusciti a parlare di Olimpiadi, di altro, ma lo faremo sicuramente. Grazie Caner, solo il tempo di dirvi che il Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna giunge al weekend clou, oggi pomeriggio alle 16:30 in diretta su Antenna 3. Vi racconteremo le emozioni del Palio, il Palio Donne, che è giunto alla sua 6ª edizione, una gara attesa, come è attesa la giornata di domani, ancora con Antenna 3 protagonista, dalle 14:30 alla lunga diretta che porterà poi alla partenza del Palio alle 17:30. Tra l'altro domani mattina ci sarà anche una lunga diretta dedicata agli alpini dal Monte Tomba, quindi un weekend di grandi dirette su Antenna 3. Detto questo, subito dopo la sigla c'è
il meteo, agricoltura con Lucio Zanato, la Cook Academy di Cristina Lunardini, Erika Liverani, il documentario Borgo Italia e per l'appunto il Palio di Montebelluna che entra nel suo clou. Grazie a Renato Capoi e Antonio Pollo dalla regia, grazie a tutti voi per la cortese attenzione. Rientriamo alle 18:30 con l'edizione regionale, 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Buon proseguimento.